I video che corrono sui social del SUV nero parcheggiato in via Roma Cervignano che aspetta col motore acceso che i ladri effettuino il colpo riporta immediatamente alla memoria il fatto di Udine della gioielleria di Giusto nella notte precedente. L'auto e il modus operandi sono due indizi che magari non faranno una prova, ma ci vanno molto vicino. Vige il segreto istruttorio, certo, ma appaiono alte le probabilità che si tratti della stessa banda. Nel capoluogo friulano i diversi sistemi di difesa passiva hanno permesso di portare via un bottino da 50.000 euro, mentre a Cervignano il colpo è andato a vuoto, come abbiamo visto, grazie anche alla prontezza sia del sistema d'allarme che della rete dei cittadini. Si è trattato di un tentato furto non andato a segno. Confidiamo che la rete di videosorveglianza che questa amministrazione ha predisposto sul territorio possa esserci d'aiuto per risolvere il caso, così come è avvenuto in due analoghi episodi precedenti. Noi assieme al vice sindaco Laura Centore abbiamo portato la nostra solidarietà ai titolari dell'azienda e riteniamo comunque che durante questi 4 anni di amministrazione abbiamo fatto un buon lavoro per aumentare la sicurezza dei cittadini e alla prova dei fatti possiamo dire che questa rete di videosorveglianza ha dato degli ottimi risultati. I ladri, questa volta, diciamo così, sono stati meno fortunati, anche perché Cervignano, come ci racconta il comandante della polizia locale, è estremamente ben dotata di sistemi di videosorveglianza, rendendo il centro cittadino una sorta di rete da cui è impossibile uscire in qualsiasi direzione senza essere notati. Abbiamo una rete di videosorveglianza e lettori targa che cintura tutto il comune di Cervignano del Friuli, per cui di fatto sono propenso a credere che potremo dare una grossa mano nell'immagine. Lettura targhe e riconoscimento di volti renderanno difficile alla banda svanire nel nulla, con l'estintore, che non sarà stato loro sufficiente a evitare di essere individuati. E la speranza che la caccia agli uomini vada a buon fine, dopo il mancato colpo nel Cervignanese, resta alta. Grazie a un contributo della prefettura e della regione FVG siamo riusciti a cinturare completamente tutto il comune di Cervignano del Friuli con una rete di lettori targa, e comunque tutto è coperto da segreto istruttorio in questa sede, e mi sento di dire che comunque ci sono talmente tanti impianti di videosorveglianza e lettori targa che riusciremo comunque a trovarli in un altro piano viario.